Allora, questa è una immagine che tutti conoscono, purtroppo per moltissimi giorni, cioè per molte volte al giorno questo era normalissimo. Già negli anni 92-93, quando abbiamo costituito il comitato, è stato lo stimolo che ci ha fatto iniziare questa, diciamo, campagna di difesa dell'ambiente, perché questo è veramente una violenza contro tutti. Ecco. Anche se certi amministratori di Cividale, lo dico chiaramente perché l'hanno detto anche pubblicamente, facevano finta di non vederlo. Si tratta di una foto di archivio del 7 novembre 2006 alle ore 14:30. Qui si può vedere ancora una cosa, tornando un attimo indietro, il comitato in 20 anni ha fatto tantissime cose, però il problema ancora non è risolto. Alla prima denuncia alla Procura della Repubblica, che è avvenuta nel 93, si è conclusa con la condanna dell'amministratore Ceccarini della fonderia di Cividale e fu obbligata dalla Procura stessa ad installare dei filtri per captare polveri e fumo, ma come si vede ancora oggi con esito insufficiente. Nel 2004 sono stati, persistendo ancora gli stessi problemi, il comitato ha promosso una petizione popolare con la raccolta di circa 1000 firme che invitava i due sindaci di Cividale e Moimacco a prendere concreti provvedimenti. Fu interpellata l'ARPA, che avviò nel 2005 un monitoraggio ambientale a spese dei due comuni, installando su insistenza del comitato, lo dico perché non volevano metterla, una centralina di rilevamento in zona COP, diramando i primi e preoccupanti risultati in 2 incontri pubblici, uno a Moimacco e uno a Cividale. Questa è la... scusate, qua c'è un problema. Questa è la prima... da questo grafico si possono notare i primi sforamenti che si sono registrati a Moimacco da parte dell'ARPA. Tutto il materiale che il progetto è stato fornito dall'ARPA o da documenti che noi abbiamo a disposizione. In questa slide si vede i rilevamenti che sono stati fatti nella scuola elementare, presso la scuola elementare di Moimacco. In questa zona ci sono alcuni sforamenti, però il monitoraggio è durato poco, è durato dal 1 maggio al 30 giugno, dopo è stato, diciamo così, tolto il controllo. Comunque gli sforamenti ci sono. In questa immagine sono gli esiti dal 1 settembre al 31 dicembre 2005, quindi sono 4 mesi. Sono messi a confronto Piazzale Osoppo a Udine e la zona del territorio industriale di Cividale. Chiaramente il blu è Piazzale Osoppo a Udine. Premetto che il livello delle polveri è 50 in Piazzale Osoppo e noi siamo andati addirittura anche a 350 persone. Questo periodo, in questo periodo, in 4 mesi, si sono avuti ben 200, no, aspetti un attimo, controllo, 47 sforamenti con oltre 50 mg per metro cubo di polvere, di PM10. In questa slide si può notare che gli sforamenti sono stati, siamo dal 2000, dunque, dal 1 gennaio 2006 al 10 aprile 2006 sono stati ben 51. Si possono notare che raggiungono tranquillamente il tetto dei 300-350. Chiaramente queste polveri, che sono quelle ricavate dall'ARPA, sono polveri che vanno dappertutto,
non si fermano solo a Monaco, possono arrivare tranquillamente anche, non so, a Palmanova, a Udine, andare verso, non so, per Cocco, cioè girare tutto il Friuli. Qui siamo in un'altra, ecco, l'ARPA ha poi caratterizzato che tutte queste polveri sono determinate da metalli pesanti. I metalli pesanti sono tutti quanti pericolosi e anche quasi tutti cancerogeni. In questo caso vediamo il ferro. Il riferimento è la zona industriale udinese con la linea blu, mentre quella rossa è quella di Cividale. E qui gli sforamenti del ferro arrivano fino a 42, qui cambiano le scale, ma comunque sono sempre livelli molto pericolosi, però il ferro è normato in maniera tale che non crea problemi, non si sa come, cioè anche grandi quantità di ferro non sono, chiamiamole così, pericolose, almeno così dicono. Qui abbiamo la presenza del manganese, anche qui i limiti di questa linea OMS, vuol dire Organizzazione Mondiale della Sanità. Il limite di sicurezza è 0,15 microgrammi per metro cubo, che sarebbe questa linea tratteggiata che vedete sotto qua. Chiaramente la zona di riferimento è la zona industriale udinese con i punti blu, la nostra è quella rossa, quindi il manganese sfora molte volte, raggiungendo addirittura 1,2, che sono, diciamo, quasi 10 volte il livello previsto.